La Polizia di Stato di Caltanissetta, con l'ausilio della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Roma, ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro emesso ai sensi della normativa antimafia dal Tribunale di Caltanissetta, dal Procuratore della Repubblica, dal Questore di Caltanissetta. Il provvedimento riguarda un pluripregiudicato vicino a esponenti di Cosa Nostra di Nissena e ha interessato tutti i beni intestati al suddetto, nonché quelli allo stesso riconducibili ma fittiziamente intestati a persone diverse, legati a lui da stretti rapporti di parentela. Le indagini personali e patrimoniali svolte dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta, mediante l'utilizzo delle più innovative banche dati in uso alle forze della Polizia, oltre alla pericolosità sociale del preposto, hanno consentito di accertare che nel corso degli anni, soprattutto dal 2005 in poi, era riuscito a accumulare un patrimonio immobiliare di particolare entità, utilizzando i proventi delle sue attività illecite, legate soprattutto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Accogliendo la proposta formulata dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Caltanissetta, sono stati sequestrati 4 beni immobili a uso abitativo e commerciale, 2 ubicati a Caltanissetta, 2 nella Regione Marche, una società sita a Caltanissetta, che si occupa del commercio e noleggio di autovetture, nonché del commercio al dettaglio e all'ingrosso online di bevande alcoliche e analcoliche, un'impresa individuale di tabacchi con annessa ricevutoria dell'Olto, sita a Caltanissetta, 2 imprese dedite all'attività di bar e 10 rapporti finanziari accesi su diversi istituti bancari e postali per un totale di circa 1 milione di euro. In particolare è stata rilevata un'enorme sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore dei beni nella sua disponibilità, in quanto le entrate dichiarate non erano in grado di soddisfare le spese necessarie al sostentamento e allo stile di vita dello stesso e delle persone con lui conviventi. Per tale motivo si ipotizza, salva la presunzione di innocenza, che gli enormi flussi di denaro rilevati nei suoi conti correnti e di alcuni suoi prossimi congiunti siano da ricondurre esclusivamente al suo arricchimento illecito e che, rimpiegando tali capitali di dubbia provenienza, frutto anche di evasione fiscale, abbia acquistato beni immobili intestati a terzi soggetti al fine di eludere le investigazioni patrimoniali.